Ecco, io trovo che questo libro tra il rosso passione, il bianco anaffettivo qua e là e tutti i colori che formano il nero contiene tutto, riesce a contenere tutto. Ci sono i tradimenti, ci sono percorsi quasi scontati dove si vede la violenza, chi la subisce, chi la fa, quelle che vengono considerate dal maschilismo le scappatelle, che sono cose che normalmente i maschi tendono ad autoassolvere, e per reazioni le rivalse, quindi vediamo anche quanto la forza femminile riesca a stare a gioco e a controbattere. A un certo punto dice: voglio comportarmi come fanno loro, gli uomini, voglio usarli, ognuno per quel che serve, cioè è violentissima questa cosa. Esatto, lei reagisce e si appropria di un comportamento e lo vuole gestire. Quindi troveremo quindi anche il sesso in questo contesto, la necessità di essere di fronte all'improvviso vuoto della propria vanità e che tenta di affermarsi attraverso il sesso, l'utilizzo di altre persone. E sono giochi reciproci questi, perché così come i maschi vanno a fare, come si dice, a mettersi in mostra, no, nel locale per farsi scegliere, e le signore vanno lì e fanno questo gioco, no, di cattura, no? Ci troviamo di fronte alla dimostrazione di essere questa volta nel conquistare uomini in oggetto, che a loro volta si esibiscono quali trofei da vetrina per a loro volta dimostrare qualcosa, no? In questo senso, se vogliamo, poi il sesso che troveremo è anche poco erotico, cioè è una mera descrizione di quello che accade e di quello, come dicevo prima, che magari la gente pensa, magari non la fa, ma lo pensa. Per cui mi sarebbe piaciuto immaginare questo libro dove tutte le scene fossero state solo immaginate. Ci stava benissimo, cioè avrebbe avuto la stessa forza, la stessa caratteristica. Sarebbe stato molto vicino a tanti pensieri che corrono, che ci sono nelle nuvolette al bar, no? Tra maschi che parlano, eccetera, cioè non lo dicono ma lo vedi. Ecco, questo è un po' la scena. Poi si parlava prima di innamoramento, infatuazione, e in certe situazioni valgono a comando, cioè di fronte alla situazione, a un trauma che subisco, a uno shock, reagisco e adesso devo fare qualcosa, quindi entro nell'ordine di idee di agire in questo modo. Ovviamente questo non è una cosa che vale per tutti, però scommetto che più o meno tutti la pensano almeno, cioè ci arrivano poi in base alle proprie esperienze, c'è chi magari si muove in un certo modo, chi in un altro. Allora, io volevo fare una domanda che in parte mi ha bruciato Martina prima. Sì. Allora, adesso sentiamo un commento di Clara. No, volevo spiegare, perché sennò non si riesce a capire tutto sto tourbillon. Martina lo sa, perché è stata la prima. Allora, questo romanzo, io volevo scrivere un romanzo scritto da una persona depressa, psicopatica, in preda agli psicofarmaci, e quindi non aveva i tempi, le scene balzavano da un punto all'altro. L'ho mandato all'editore, l'editore ha detto che a lui piaceva così, però che non era commerciale, che non si poteva mettere in commercio un libro di questo tipo perché la gente, lette le prime 2 o 3 pagine, l'avrebbe mollato perché non ci capiva niente. Allora sono ricorsa a Martina, che è veneziana, lei però Mestre, no, si abiti a Mestre,
ed è una delle editor più brave che abbiamo in Italia. No, è la verità. Lei è una persona, ha fatto filosofia, quindi ama la lingua italiana in maniera proprio passionale, direi, e quindi era l'unica persona che poteva mettere mano al romanzo e farlo diventare leggibile e edibile. Quindi l'ho dato a lei. Anche lei, mi pare che tu avevi detto, a me piace così, però giustamente non possiamo avere questa prospettiva, ecco. E quindi lei me l'ha sistemato prima di tutto con i tempi, altrimenti uno non capiva se questa cosa stava succedendo adesso, era come dici tu nell'immagine, nel fumetto, era proprio come dicevi tu, nel senso che era tutto nella mente della persona che scriveva. E quindi lei lo ha sistemato. Abbiamo anche cambiato posizione di qualche capitolo, e quindi la storia è proprio diventata abbastanza lineare, perché molti la giudicano ancora molto difficile, però insomma si può seguire, ecco. Quindi questo volevo dire, che quindi qua si tratta di una persona che soffre di attacchi di panico, che ha delle forti crisi, che ha un rapporto con la madre non risolto, e quindi gestisce tutte le cose che deve affrontare in maniera malata, ecco, reattiva. Quindi ecco, questo era da chiarire un pochino, perché altrimenti uno dice dove mi imbarco, che cosa mi imbarco a leggere. No, in realtà il romanzo, la trama è abbastanza lineare, secondo me, e spiega bene quello che hai detto adesso, cioè si capisce bene, anche perché, come dicevo prima, all'inizio è una specie di riepilogo. Il primo capitolo ti spiega bene da dove parte, quindi una volta inquadrato il soggetto, poi si vede che lei reagisce sempre in modo molto forte a quello che accade, ed è evidentemente il frutto del suo vissuto. Quindi le reazioni sono direttamente proporzionali e di conseguenza. La domanda era, prima di fare l'analisi, ma siccome ne avevamo già parlato prima, dove hai pescato, se hai pescato tra vissuti reali queste esperienze, ma l'hai già detto prima, conosci tanta gente, la gente si confida, ti racconta, e quindi questo a comprovare il fatto che seppur drammatiche certe cose in un romanzo, perché un romanzo deve essere molto forte o comunque sensibilizzare, sono tutte situazioni abbastanza reali. Ecco, a me piacciono le poesie che sono dentro, quindi mi è piaciuto cogliere alcuni pezzi, e questo qui che adesso farei leggere è un'altra bellissima poesia di Clara. Amo l'erba alta, quelle movenze così leggere dentro le prime brezze di fine aprile. Sono nata in casa, in campagna, e deve essere per questo che al mattino appena sveglia, dopo aver aperto la porta di casa, voglio mettere i piedi nudi sopra l'erba, tutte le volte dopo aver aperto gli occhi. E così, quando la fretta non rode i primi minuti del giorno, la tazza calda in mano, posso fermare lo sguardo sulla chioma dei fili verdi e scrutarli a uno, udire intorno a me anche senza ascoltare, con la libertà di non morigliare, ronzii, cinguettii, voci ovattate provenire da lontano, per il mio cuore un esercizio di pace, l'incontro con il mare della mia solitudine,
quel mare della solitudine che dà qualche morso al cuore la sera, ma che fluisce innocuo il mattino, a ricomporre i pezzettini di me che si sono dispersi qua e là, strada facendo. Ecco, quando trovo un brano così, io penso che non si possa non leggere un libro come questo. Cioè, è un libro che nel scrivere, nel vivere la storia di Paprika ti dà in certi momenti un sollievo che sembra quasi impossibile. Questo a dimostrazione che anche la protagonista, che pur ha subito traumi, ha vissuto situazioni molto difficili, conserva una capacità di attenzione alle cose belle e riesce a usare la leggerezza del pensiero al di sopra di quelle cose pesanti che lo opprimono. E questo lo troviamo sempre durante tutta la storia, anche nei momenti più drammatici. E quindi sottolineo, secondo me, questo è un libro che non si può non leggere. Ci sono domande? Altre? Ecco Martina, a te il microfono. Ancora io. Posso chiederti Chiara, perché ti attraggono così le ambientazioni esotiche? Questa storia che storia. Perché ti attraggono? Perché mi piacciono, cioè io ho viaggiato molto e auguro a tutti di viaggiare e di innamorarsi dei luoghi, del mondo, cioè mi piace molto quando io viaggio, non vado nel villaggio al pittura, aspetto l'animatore, parlo con la gente, vedo, sento raccontare, ascolto, guardo il paesaggio, gli usi, i costumi, le cose, cioè faccio viaggi per conto mio. Adesso parlare di viaggi con accanto Andrea Cristale è proprio lupus in fabula, però sì, non è che è una cosa finta, è proprio una cosa che mi piace tantissimo. Sì, un luogo ideale per narrare, perché anche per esempio il secondo libro Goodbye Habibi, che è ambientato in Egitto, e lì ci sono delle realtà che per molti l'Egitto sono le piramidi, il Museo del Cairo invece ha delle bellezze naturali spettacolari, che rimane incantato, proprio. E anche la gente, cioè mi piace molto parlare con i nativi, stare con loro, faccio amicizia io, sempre nei miei viaggi ho sempre fatto amicizia con le persone proprio del luogo, mi piace ascoltare la loro vita, quindi è una ricchezza che dopo ti porti a casa, ma mi piace molto proprio per quello, insomma. Quindi come diceva lui prima, con la ricchezza del nord-est, moltissimi si sono trasferiti a Miami, moltissimi si sono trasferiti ovunque li trovi. Gli italiani sono ovunque. E quindi ci sarà un motivo, perché si sta bene, in quei posti si sta da Dio proprio. Qualcun altro del pubblico che vuole intervenire? Ti chiedo io una cosa Clara, perché ad ogni presentazione si parla molto del libro che viene presentato, un po' meno del percorso di ogni scrittore che si siede qui al nostro tavolo, per cui volevo chiederti, abbiamo detto prima che il tuo primo romanzo è uscito nel 2008, dopo
diciamo in una decina d'anni hai sfornato 3 romanzi in pratica, perché Paprika Dolce è del 2019. Ti chiedo quindi come si è evoluto un po' questo percorso nell'arco di questo decennio e anche se c'è in cantiere qualcos'altro. Non c'è 2 senza 3, ma il quarto viene da sé, si dice, quindi sono curiosa di sapere se hai qualcosa che bolle in pentola. Allora, diciamo che rifacendomi alla prima domanda di Andrea, il primo libro che io ho pubblicato era un libro per bambini, che era nato così. Io sono stata, adesso sono in pensione, sono stata un'insegnante alla scuola elementare e stavamo facendo un romanzetto con i bambini e una mia collega mi ha detto: guarda, questo romanzetto è bellissimo, anche le illustrazioni, lo portiamo da un editore che ho letto sul Gazzettino che cerca romanzi scritti da bambino. E siamo andati da questo editore e a questo editore però ha detto: no, questo romanzo no, perché è scritto dai bambini, quindi ci dovrebbero tutte le liberatorie dei genitori eccetera. E dice, per lui era molto strano che ai bambini del giorno d'oggi piacessero i maghi, le fatte, le streghe. E allora lui ha detto: se vi garantisce che ai bambini del giorno d'oggi piacciono ancora questi personaggi, se lei aggrada, insomma, mi scriva un romanzetto per bambini, ma poco, ha detto, di poche pagine, per bambini piccoli. E difatti ho scritto Cale dell'Epropto affettuoso, perché dopo lui mi ha chiesto: devono essere tutti questi personaggi, però deve esserci anche il computer e poi ci deve essere anche l'immigrazione. Allora, insomma, è nato Cale dell'Epropto affettuoso, che ha avuto anche quello un buon successo. Di fatto ho girato tante scuole a fare un po' di animazione eccetera. Poi dopo che ho scritto questo libro ne ho scritto un altro per bambini, Filippi e Filippò, che anche quello è stato un buon successo e che è stato considerato c'è un circolo in Norvegia di scrittori per bambini e l'hanno considerato un piccolo capolavoro della letteratura infantile. Comunque queste sono tutte cose che restano nascoste, sì. Allora l'editore, visti questi presupposti, mi ha detto: ma lei scrive solo libri per bambini? Non ha mai provato a scrivere qualcosa, un romanzo per adulti? Io ho detto: guardi, io non ho scritto un romanzo, io ho una raccolta di poesie che se noi la leggiamo è come se leggessimo un romanzo. E lui mi ha detto: no, mi faccia vedere perché non capisco. Allora gli ho portate questo quadernone, ancora non scrivevo al computer, e lui si è messo a leggere e vedevo che non staccava l'occhio, continuava a dare le pagine. E poi mi dice: sarebbe capace di trasformarmelo in un romanzo, perché è troppo, pretendere troppo pubblicare questa cosa, pretendere che i lettori ritrovino una storia. Sì, si ritrova la storia, però dobbiamo aiutare, il solito discorso che fanno tutti gli editori. Ecco, allora mi sono messa a scrivere e ho trasformato tutto questo poema, diciamo, in una prosa, insomma, l'ho trasformato in un romanzo che è Desideria. E Desideria ha avuto molto successo, è stato venduto parecchio, ho girato tutta l'Italia, è diventato un libro molto famoso anche nell'Est Europa, in Spagna. E dopo, mentre c'era tutto questo tourbillon di successi, allora l'editore ha detto: ha qualcosa di pronto? Io ho detto: guardi, sto scrivendo qualcosa sul turismo femminile, sul turismo sessuale femminile. E lui subito si era entusiasmato. E ho detto: beh, mi faccia vedere fino a dove è arrivata, di che cosa si tratta. Allora gliel'ho fatto vedere e ha detto: sì, lo finiamo, ma in fretta perché stiamo battendo il ferro caldo. E quello in effetti è stato un buon successo, ho avuto delle belle soddisfazioni, perché
è diventato una tesi di laurea alla facoltà di antropologia di Torino e sono stata invitata a tenere una lezione di studio e il mio libro è stato portato all'esame da quelli del primo anno, insomma, quindi sì, è stata una bella soddisfazione, sì. E lì ho imparato che non si tratta di turismo sessuale femminile, perché il turismo sessuale è solo al maschile. Le donne fanno un turismo, si chiama turismo romantico, perché si innamorano. Parliamo delle donne italiane, perché le donne del nord Europa invece sono capaci di fare turismo sessuale anche loro, mentre noi italiane facciamo turismo romantico, dobbiamo un po' evolversi. E dopo la debolezza che dovremmo riuscire a vincere. E dopo ho scritto questo. In cantiere non ho niente perché con il Covid mi sono proprio, invece di scrivere, che avevo tanto tempo, non facevo niente e sono ancora a quel livello. Sì, in questi incontri ho avuto occasione di conoscere vari autori che hanno avuto proprio delle reazioni diametralmente opposte alla fase di, diciamo, chiusura in casa che abbiamo passato tutti. C'è chi ha reagito scrivendo perché magari finalmente aveva trovato il tempo per poterlo fare, e chi al contrario si è fermato per pensare, per ragionare, perché ha fermato tutto quello che aveva in programma per capire forse meglio la situazione che c'era. Quindi capisco benissimo che ci può essere stato questo tipo di reazione. Vabbè, casomai se fosse, quando sarà, ti ospiteremo con il quarto romanzo. Intanto ti ringrazio di essere stata qui, ricordiamo che Desideria ha venduto più di 100.000 copie, quindi diciamo che è veramente un grande onore averti ospitato, probabilmente senza nulla togliere agli altri autori, sei probabilmente la scrittrice che ha venduto di più, che è stata qui con noi al festival. Abbiamo anche sdoganato alcuni argomenti che non erano ancora stati affrontati, perché mi vanto sempre del fatto che in questo festival vengano trattate tematiche diverse, anche generi letterari diversi, ma parlare così di turismo sessuale, sesso, erotismo, anche se poi in realtà è semplicemente un romanzo di passione, d'amore, romantico, era stata comunque la prima volta, quindi mi fa piacere anche per questo motivo averti avuto con noi. Andrea, grazie della tua presentazione, impeccabile, mi piace perché hai sempre un approccio anche filosofico, vai a fondo delle cose, dei ragionamenti, per cui è un piacere anche sentire la parte che ci dai, che ci regali quando parli sia dei tuoi libri sia dei libri degli altri. Quindi grazie a tutti, per chi fosse interessato all'acquisto abbiamo delle copie del libro disponibili e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, il 20 settembre, con Jacopo Zerbo che ci presenterà il romanzo dal titolo L'estinzione della ruota, che è un romanzo distopico ambientato in una realtà futura dove parleremo di condizioni climatiche e torneremo quindi con un argomento molto attuale adesso da discutere. Vi do appuntamento a mercoledì e vi ringrazio di essere stati con noi questa sera. Buon proseguimento di serata. Grazie. Sì,
Era tanto per la quale